Non ce l'ha fatta Paolo Marangoni, il pensionato 67enne, colpito con un pugno sabato sera in via Alga Sottomarina, mentre usciva dall'abitazione dell'amica Daniela per andare a mangiare una pizza insieme. Ha urtato il braccio di Andrea Morana, 26enne pregiudicato, per poter passare, scatenando però la sua furia. Lui l'ha inseguito pretendendo le scuse. Un amico ha anche provato a trattenerlo, ma alla fine è riuscito a colpire Marangon con un pugno, facendogli sbattere la testa a terra. Una caduta fatale. Paolo aveva gli occhi fissi e immobili, ha dichiarato l'amica, mentre provava a praticargli il massaggio cardiaco, e perdeva sangue dalla testa, mentre Morana, racconta ancora la donna, saltellava lì intorno e minacciava di non chiamare i carabinieri, altrimenti l'avrei pagata. Di lì a poco Marangone è stato portato all'ospedale, poi trasferito a Mestre, dove si è spento a distanza di poche ore. Con la sua morte il fascicolo a carico di Morana, non ancora fermato, si aggrava, passando dalle lesioni gravi all'omicidio preterintenzionale. Una vicenda che pesa come un macigno in città, un gesto che non trova commento, ha detto il sindaco Armelao, che ha deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno del funerale di Paolo per dimostrare la vicinanza dell'amministrazione della comunità. Il sindaco promette anche una valutazione insieme agli uffici comunali sul contesto nel quale è avvenuta la tragedia. Quel condominio credo abbia bisogno anche di una ristrutturazione anche totale. Se ci saranno delle opportunità si potrebbe anche pensare eventualmente, con la collaborazione chiaramente dei servizi sociali che seguono anche l'ufficio casa appunto dei servizi sociali, anche di destinare alcuni nuclei familiari in altre zone del territorio comunale di Chioggia, ecco, in modo da far scendere un po' la pressione che subiamo noi, subiamo nel senso pacifico chiaramente del termine, anche dai residenti di via Alga, ecco, perché tanti residenti di via Alga sono impauriti, ecco, di questa situazione. Però ripeto, è una situazione che ci troviamo, che abbiamo ereditato. enne dipendente AVM, in 5 anni a partire dal 2015 si è intascato indebitamente i soldi dei biglietti CTV venduti da cartolerie, tabacchi e altre attività autorizzate, mettendosi, fa per dire, da parte più di 100.000 euro anziché versarli nelle casse della municipalizzata. È stato accertato che a seguito di specifiche convenzioni con strutture ricettive l'ex dipendente forniva dei titoli di viaggio in conto vendita per poi non riversare gli introiti nelle casse della società medesima. Il dipendente infedele smascherato è stato licenziato nel 2020 ed ora dovrà rispondere del reato di peculato. Nell'ambito della stessa inchiesta è indagata per ricettazione una seconda persona, il complice. Ha intascato più di 40.000 euro per aver favorito nell'attività illecita l'oramai ex cassiere CTV. Questa tipologia di indagine rafforza il ruolo di polizia economico-finanziaria che la Guardia di Finanza vuole e intende condurre proprio a tutela di tutte quelle forme di tutela erariale. L'Ufficio Sicurezza del Comune di Venezia, il SIC, ha smascherato la vicenda inoltre di un altro dipendente, sempre di una municipalizzata, un croupier del casinò sorpreso a rubare le mance lasciate dai clienti. Il monito del sindaco Brugnaro: la città è tappezzata di telecamere in ogni dove, avverte. In questa è una città in cui sconsiglio di rubare, perché li prendiamo. E lo dico anche per chi lascia i sacchetti per la strada e non c'è gente da fuori. E allora uno deve procurarsi la chiavetta, perché qualcuno vuole fare il furbo, non ha la chiavetta, e butta tanti sacchetti per terra. Guardate, vi becchiamo perché abbiamo messo le telecamere, vi dico abbiamo macchine, civetta, mettiamo le telecamere, non pensate solo a quelle fisse. Vi andiamo a prendere, è un peccato rovinarvi la vita per una stupidaggine. Cosa che fa? Il Consiglio regionale sta lavorando alla manovra di bilancio 2023, una manovra che le opposizioni definiscono insoddisfacente e inadeguata rispetto alle esigenze attuali del Veneto.
Siamo tornati a chiedere interventi prima di tutto per le case di riposo. L'innalzamento delle rette per le famiglie rischia di essere assolutamente insostenibile, e poi sulle borse di studio. Ci sono tanti studenti universitari in Veneto che devono abbandonare l'università perché, anche se ne avrebbero diritto, non ricevono la borsa di studio. Per cui interventi per le famiglie, per il sociale. Il Presidente Zaia su questi temi oggi non ha dato risposte. Io penso ci possano essere tanti strumenti. Uno è sicuramente l'introduzione dell'addizionale IRPEF, c'è la possibilità di ricorrere all'indebitamento, c'è la possibilità di utilizzare le entrate correnti per spese in conto capitale, ci sono diverse possibilità. Io non ho capito dove vuole andare, dove vuole portare questa regione travolta dalla pandemia e ora anche esposta al rischio di recessione economica. Ma il Presidente, che oggi in Consiglio ha parlato per circa un'ora e mezza, replica così. Io sostanzialmente ho detto quello che è vero, cioè che il Veneto è primo ha primati a livello nazionale per spesa pro capite, per virtuosità, per livelli essenziali di assistenza. Allora, se guardiamo la classifica nazionale, il Veneto è primo in quasi tutte le classifiche. Dall'altro c'è anche da dire che abbiamo fatto una scelta di essere no tax free, siamo gli unici in Italia. Qualcuno ha detto che non va bene così, noi diciamo invece che va bene così, visto e considerato che abbiamo fatto fare una bella cura dimagrante all'ente regione, ovviamente tagliando tutti gli sprechi possibili e immaginabili. Nei prossimi giorni le opposizioni saranno agguerrite. Nei prossimi giorni su questi temi daremo battaglie e chiederemo alla Regione risposte, perché da troppo tempo attendono i cittadini del Veneto risposte sul sociale, sulla sanità appunto. La carenza dei medici sta dando problemi a tantissimi cittadini del Veneto. Noi contiamo che la maggioranza possa ascoltare queste richieste forti che arrivano non da noi ma direttamente dai cittadini. Presidi e manifestazioni dalle 9:30 del mattino dei lavoratori e pensionati del settore pubblico e privato, l'agitazione indetta dai sindacati di categoria. Sciopero generale un po' di tutti i settori, perché per protestare contro la finanziaria di governo. A scioperare per la prima volta pure i dipendenti dell'ente portuale di Venezia. Lavoro, pensioni, sanità tra i temi della mobilitazione generale odierna. Chiedevamo un progetto straordinario per le assunzioni e chiedevamo anche lo stanziamento per quanto riguarda il rinnovo dei contratti pubblici. Vorrei ricordare non solo della sanità ma di tutti i lavoratori pubblici, sia dei settori della sanità, degli enti locali, degli statali e soprattutto dell'educazione e della scuola. Rinnovo del contratto scaduto, oramai da 4 anni, anche per i lavoratori del porto. Dal 2018, dopo un anno di confronto con l'azienda, con il presidente attuale, non siamo riusciti a rinnovarlo. Non è stato possibile raggiungere un'intesa. Quindi giovane e precariato, e non ultima la richiesta della rivalutazione delle pensioni, ferma oramai da 10 anni e già decisa con i governi precedenti. Il governo decide invece di tagliare questa rivalutazione, di tagliarla per 3,7 miliardi di euro. A scioperare anche i dipendenti con contratto a tempo, come Vladimiro, metalmeccanico a Marghera, racconta la sua vita da eterno precario. Ad ogni rinnovo c'è la perdita del contratto salariale, c'è la perdita di diritti per quanto riguarda le minime cose acquisite, quindi ogni volta sembra da dover lottare. Nessuna responsabilità o istigazione al suicidio. La tragedia fu il risultato di una libera scelta. Così la procura di Belluno, che ha archiviato il caso sulla morte di Chloe Bianco e il secolo Luca Bianco, la docente transgender di 58 anni di Marcon, deceduta lo scorso giugno nel rogo della sua roulotte parcheggiata tra Auronzo e Misurina. La tragica morte dell'insegnante infuocò quei mesi di inizio estate con proteste di piazza organizzate dalla comunità LGBT, dalle famiglie arcobaleno, dalla rete studenti medi. Da Treviso a Venezia, qui manifestanti chiesero le dimissioni dell'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, finita nel mirino degli odiatori seriali, con minacce e insulti via social rivolti a lei e ai suoi familiari. L'assessore era stata accusata di essersi accanita contro la docente che nel 2015 si presentò all'Istituto Scarpa Mattei di San Donà di Piave, dove insegnava in abiti femminili, annunciando agli studenti che quella avrebbe dovuto essere per tutti la sua nuova identità. Un annuncio che colse di sorpresa i ragazzi e i genitori, che si rivolsero proprio all'assessore all'istruzione perché
prendesse una posizione. Donat definì gli attacchi nei suoi confronti una strumentalizzazione politica di una tragedia, ribadendo in più occasioni che il tema della sessualità è un fatto privato da rispettare, ma la scuola non può essere un luogo in cui ci si presenta vestiti da donna da un giorno all'altro senza preparare la classe. Le modalità scelte per quel coming out portarono alla sospensione di 3 giorni della docente, che vide il suo ricorso rigettato dal giudice del lavoro. Dopo 2 anni Chloe Bianco lasciò l'insegnamento. È da lì che forse si innescò un vortice di smarrimento, solitudine, che la stessa insegnante raccontò in un blog, fino al tragico epilogo e alla decisione di farla finita. Chi scese in piazza in quei giorni di giugno vide un collegamento tra la sua vicenda personale e le conseguenze che vi furono, la successiva depressione e il suicidio, ma oggi la procura di Belluno ha scritto la parola fine in questa drammatica vicenda. Oltre 500 gli studenti delle superiori oggi al Teatro Corso per seguire 3 grandi atleti italiani di livello mondiale. L'iniziativa #Campione di Vita ha l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi e ragazze su come affrontare le sfide nello studio, nello sport e nella vita in generale. Il titolo è Campioni di Vita, campioni quindi nello sport, ma soprattutto nella vita quotidiana, quella di tutti i giorni. Sul palco Oney Tapia, medaglia di bronzo ai recentissimi Giochi Paralimpici di Tokyo nel getto del peso e nel lancio del disco per non vedenti. E la velocista Oksana Corso, argento mondiale sui 100 e 200 metri alle Paralimpiadi di Londra e detentrice del record mondiale sui 400 metri di velocità. Con loro anche Andrea Lucchetta, campione del mondo con la nazionale di volley, e Adriano Panatta, tra i migliori tennisti italiani di sempre. Sono degli esempi per i ragazzi. Sicuramente, i ragazzi ne usciranno sicuramente migliorati dopo questa esperienza. L'incontro con questi campioni dello sport mondiale paralimpico rappresenta il modo migliore per comprendere come un limite nella diversità si possa trasformare con tenacia e volontà in potenzialità, permettendo grazie a una forte motivazione e alla valorizzazione dei talenti di arrivare a traguardi e vittorie speciali. Con la forza di volontà e con l'ottimismo si arriva ovunque, ha ribadito Oney Tapia. Perché nel loro percorso troveranno anche delle difficoltà e che ci sono anche dei modi in cui si possono affrontare queste difficoltà e quindi non abbattersi davanti alla prima situazione. Credere in se stessi, avere un sogno, rende tutto più facile anche il raggiungimento di vittorie insperate, ha detto Oksana Corso ai ragazzi. Penso che in realtà, al di là delle medaglie, il più grande risultato è riuscire a fare dei piccoli passi per la propria vita e per la propria persona. Dopo la prima tappa, il tour toccherà altri 4 capoluoghi italiani. L'attenzione che i ragazzi hanno messo qui all'interno di queste 2 ore e mezzo che abbiamo trascorso insieme è la cosa più bella, perché vuol dire che queste generazioni, se noi abbiamo la chiave emotiva, empatica, acquisiscono per la loro crescita sportiva, ma soprattutto umana come individui. Intercettati oltre 16 milioni di euro entrati e usciti dall'aeroporto di Tessera senza essere preventivamente dichiarati. È il risultato dei controlli svolti nel corso dell'anno dai finanzieri e dai funzionari delle dogane all'aeroporto Marco Polo. La normativa valutaria prevede infatti che oltre i 10.000 euro si sottoscriva una dichiarazione in dogana prima di intraprendere il viaggio. In caso contrario scatta la sanzione. E in caso il passeggero trasporti senza aver fatto preventivamente la prevista dichiarazione doganale, più di 10.000 euro vengono sanzionati con una forma di sanzione che è progressiva in base anche all'importo che viene trasportato. Come nel caso di 2 viaggiatori giunti da Londra con oltre 150.000 euro, per cui è scattato il sequestro del 50% della somma eccedente i 10.000 euro, con connessa sanzione. Nel corso dell'anno sono stati verbalizzati 709 passeggeri, comminate sanzioni per oltre 390.000 euro e sequestrati oltre 120.000 euro. Indicativamente una media di 4-5 verbalizzazioni quotidiane per violazioni della normativa valutaria. La maggior parte sono turisti e possiamo anche dire che la maggior parte delle persone possiamo ritenere siano in buona fede e la violazione sia dovuta principalmente a ignoranza della normativa o a mera dimenticanza. Le attività di servizio sono state eseguite anche grazie all'impiego del cash dog Josie in servizio con le fiamme gialle. Tra pensionamenti,
e cessazioni di altro tipo, non si è mai dato uno scambio al turnover. Le persone andavano via e non venivano sostituite con numeri reali. L'amministrazione in tutti questi anni e anche recentemente ha continuato a dare dei dati drogati, inflazionati, perché mandavano magari in anagrafe, facciamo un esempio, persone a 1 anno dal pensionamento. Servono più assunzioni, per questo il personale degli uffici anagrafe e Stato civile è tornato a scioperare con RSU e sindacati CGIL, CISL, UIL e CSA, questa mattina in via Palazzo a Mestre. Negli ultimi anni ci sono stati molti pensionamenti, quasi mai reintegrati da nuovo personale. Questa è una carenza organica che sta diventando strutturale, che deve essere in qualche modo colmata. I tempi sono lunghi nella prestazione ai cittadini perché mancano lavoratori che vengono assunti in altri settori, non in questo settore, non ci sono potenziamenti da molto tempo, il personale è sceso da più del 20% in questi anni. Noi siamo stati anche in prefettura, il personale nei mesi scorsi ha fatto anche gesti simbolici come quello di scrivere alla prefettura proprio per restituire le deleghe rispetto all'attività di anagrafe e stato civile, e quindi quello che noi abbiamo chiesto in tutte queste settimane al Comune è definito un piano straordinario di assunzioni per potenziare questi servizi che sono essenziali ai cittadini, perché parliamo di matrimoni, decessi, documenti di identità. Si è passati, dicono i sindacati, dai 120 addetti del 2015 ai 104 del 2022 e secondo l'RSU il motivo alla base di questa mancanza di personale è uno. Hanno esaurito la pianta organica, perché noi siamo legati a una pianta organica e una volta che riempi la pianta organica di personale adibito ad altri settori, naturalmente non puoi più adibirlo come amministrativo. Continuano a fare concorsi per la polizia municipale, dopo vediamo quali sono i risvolti di Via Piave, quindi non abbiamo riscontri, la pianta organica è esaurita e quindi non si possono più assumere impiegati per erogare i servizi ai cittadini. Una cerimonia funebre lontana dai riflettori. Massimo riservo hanno chiesto i familiari per l'addio a Cinzia Luisonna, la donna uccisa a San Stino di Livenza a colpi di bottiglia sulla testa dal marito Giuseppe Pitteri. Transenne protezione civile per allontanare fotografi e televisioni. Il feretro di legno chiaro con un cuore di rose bianche e rosse è stato accolto dalla pioggia sul sagrato della chiesa parrocchiale di Santo Stefano. Le figlie e altri parenti indossavano un fiocco rosso e altri ricami alla lotta contro i femminicidi. La tristezza ci caratterizzerà sempre. Il Vangelo però dice che non è così, ha detto Don Alberto Arcicasa nell'omelia. E Cinzia è l'ennesima vittima del vuoto che si sta facendo sempre più strada nel cuore malato della nostra società. Il pensiero è andato poi a tutte le donne che sole, confuse, soffrono, schiacciate tra il fallimento di una storia e la speranza di un sogno da non perdere. Don Alberto ha evocato poi la misericordia anche per il marito di Cinzia. Però in questo affidarti tutti non possiamo escludere neanche colui che ha alzato la mano in modo così brutale contro di lei. Nell'epigrafe accanto alla foto il messaggio delle figlie Greta e Noemi alla nostra mamma, che è sempre stata il nostro unico e fondamentale punto di riferimento in ogni nostra scelta. Ti ameremo sempre. Bandiere a mezz'asta, serrande abbassate, nelle vetrine hanno affisso dei volantini "Noi siamo Cinzia". Nei comuni di San Stino di Livenza e Pramaggiore, dove Cinzia lavorava, è stato proclamato il lutto cittadino. Massima adesione, attenzione da questo punto di vista da parte di tutti, e questo testimonia quanto questa tragedia abbia toccato un po' tutti. Una nostra missione è quella di continuare su questa volontà di contrastare questa violenza di genere, però questa volta ci ha toccato molto da vicino. Ironia della sorte, dietro all'edificio del comune di San Stino, a nemmeno 100 metri dal luogo dell'omicidio, ci sono 2 panchine rosse. No alla violenza sulle donne, c'è scritto, con il numero antiviolenza. Non è amore, chiama il 1522. Purtroppo Cinzia non ha fatto in tempo.
Rizzardo SRL, da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo. Benvenuti al meteo. Settimana di Natale al via con l'alta pressione. Il tempo dunque risulterà prevalentemente stabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto lunedì 19 dicembre ci attende una giornata asciutta. Sulle zone pianeggianti e nelle vallate alpine presenza di alcune nebbie durante le ore più fredde. In diradamento già dalla mattinata. Cielo più sereno nel pomeriggio. Temperature in lieve calo, minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime invece comprese tra 3 e 6 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo qualche velatura estesa, ma prevarrà comunque il sole. Farà freddo con gelate notturne in pianura. Temperature minime tra -1 e 1 grado, massime invece sui 5-7 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Ampio soleggiamento, quindi poche novità, cielo poco nuvoloso. Temperature minime intorno a -2-0 gradi, massime sui 5 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Rizzardo SRL, da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo.